Sì, abbiamo istituito l'unità cinofila dopo la polizia di prossimità, questo perché va incontro anche alla nostra idea di sicurezza, che è un'idea di sicurezza che punta molto anche sulla prevenzione, quindi avremo a disposizione Trixie, la nuova assunta appunto, assieme al conduttore, che vigilerà e interverrà appunto nei parchi, nei giardini, non solo del centro ma anche dei quartieri. Perché proprio un'unità cinofila? Beh, intanto siamo l'unico comune della provincia ad aver istituito l'unità cinofila e riteniamo che, essendo a fronte di un fenomeno che comunque ha delle dimensioni in ogni città importanti, riteniamo che sia un segnale importante che vogliamo dare in termini appunto di sicurezza. Puntiamo molto a Treviso sulla sicurezza e credo che proprio l'ausilio, l'aiuto, il contributo dell'unità cinofila contribuirà a fare di Treviso una città ancora più sicura. Dove girerà? Girerà in tutta la città, girerà nei parchi, girerà nei giardini, girerà laddove possano essere individuate, ravvisate delle presenze diciamo sospette o comunque delle presenze, ti rifaccio questa parte perché sospette non male, come devo